polizia locale di Chioggia, durante il weekend natalizio, ha sanzionato 3 bar di sottomarina, tutti gestiti da cittadini di origine cinese, perché sono stati trovati aperti, nonostante le restrizioni relative alla cosiddetta zona rossa. Le sanzioni vanno da 400 a 3.000 euro, oltre alla chiusura delle attività per 5 giorni, disposta dalla Prefettura di Venezia quale sanzione accessoria. I controlli della polizia locale, disposti dall'assessora Jenny Cavazzana, continuano anche durante le ulteriori giornate festive. Il coronavirus ci ha insegnato che non c'è attività o professione sicura se non online. Ma come guadagnare online partendo da zero senza rischi? E soprattutto, qual è il business online più adatto a te? Ciao, il mio nome è Antonio Vida e ho cominciato la mia carriera lavorativa come semplice impiegato guadagnando 1.500 euro al mese lordi, ma grazie a internet sono diventato un imprenditore di successo. Prima di trovare il metodo giusto per guadagnare online seriamente in maniera costante, ho commesso tanti sbagli ed è per questo che voglio condividere con te la mia esperienza. Tu non dovrai impiegare tutto il tempo che ci ho messo io. Posso mostrarti come iniziare a fare business online senza commettere errori, anche se non hai nessuna esperienza specifica. Da 5 anni aiuto persone come te ad iniziare il proprio business online con successo e senza rischi. Te lo dico prima, non esiste nessun metodo per diventare ricco nel giro di una notte. Ma con serietà e dedizione anche tu potrai iniziare a guadagnare online seriamente in maniera costante. Se hai voglia di imparare ed hai una mentalità aperta, forse ti interesserà guardare il video dove ti spiego tutto nel dettaglio. Tranquillo, non ti preoccupare, è gratis e senza impegno, però potrebbe cambiare la tua vita. Ti darò gratuitamente delle informazioni che valgono decine di migliaia di euro. L'intera mia esperienza di imprenditore online è contenuta in questo nuovissimo video webinar. Ti spiegherò passo dopo passo vantaggi, rischi e costi di ogni business online oggi disponibile sul mercato e poi sarò a tua disposizione per scegliere insieme quello più giusto per te. Fare business online oggi non è un'alternativa al lavoro tradizionale, è l'unica scelta e lo sai bene. Prima di lanciarti nel mondo del business online, dedica qualche minuto a te stesso per capire come funziona. Guarda il mio webinar gratuito dove ti spiego tutto. Non essere pigro. Guardalo subito perché sarà disponibile solo per poco tempo, perché le informazioni contenute sono così preziose che non possono essere lasciate accessibili a tutti troppo a lungo. Se pensi di meritare una vita migliore, non perdere altro tempo. Clicca il link qui in basso. Acqua alta col paracadute, domani mattina 28 dicembre, a Venezia, Chioggia e nelle isole della laguna. Dopo che già nelle scorse ore, con la previsione confermata attorno a 130 cm, erano state allertate le maestranze e gli ingegneri del Consorzio Venezia Nuova per il sollevamento delle 78 paratoie mobili, attivate con successo per la prima volta il 3 ottobre scorso, è arrivata la certezza da parte del centro mare del Comune di Venezia che le grandi barriere gialle entreranno in funzione. A Chioggia, come riferisce l'alert system telefonico del Comune, saranno alzate anche le 2 paratoie del Baby Mose lungo il Canal Vena. Il sistema sarà operativo dalle ore dell'alba e almeno fino alle 12:30. Il picco di marea, infatti, secondo l'ISPRA, è previsto a Venezia, rilevazione della salute, con 141 cm sul livello medio del mare alle ore 9:50, mentre a Chioggia, centralina di Vigo, sono previsti 134 cm alle 9:10. Lo stato di allerta permane anche per le mattine successive di martedì 29 e mercoledì 30, con rispettivamente 128 e 131 cm previsti a Venezia, 122 e 127 previsti a Chioggia. Sempre a Chioggia il sindaco Ferro ha disposto la gratuità dei parcheggi comunali dell'Isola dell'Unione, Saloni, Cam e Borgo San Giovanni, a partire da 6 ore prima del picco e fino a 6 ore dopo di esso.
Il comune di Chioggia, attraverso il settore urbanistica, comunica che è stato affidato con determinazione numero 2543 del 14 dicembre scorso il servizio per la redazione del registro comunale elettronico dei crediti edilizi, RECRED, e della relativa variante urbanistica riguardante l'individuazione dei fabbricati incongrui. La variante è finalizzata innanzitutto all'individuazione di quei manufatti la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, attribuendo i relativi crediti edilizi. Il RECRED è il registro elettronico nel quale saranno riportati i dati relativi ai crediti edilizi dal momento della loro generazione all'eventuale cessione ad altri soggetti al loro uso sul territorio, che ne comporterà l'estinzione. Questo provvedimento, spiega l'assessora all'urbanistica Alessandra Penzo, aiuterà l'ente a ricontestualizzare meglio il territorio comunale, a mappare e di seguito gestire con la demolizione di eventuali opere incongrue, ad esempio i capannoni abbandonati in zona agricola o residenziale ed altri elementi di degrado, al fine di migliorare la qualità urbana, paesaggistica ed ambientale. Trascorso il Natale, fino a un anno fa era arrivato il momento di pensare a Capodanno. Con l'impossibilità di uscire di casa, quest'anno il comune di Chioggia ha accolto l'iniziativa lanciata da Ascom Confcommercio e Chioggia TV in collaborazione con il consorzio di promozione turistica con Chioggia Sì e farà gli auguri virtuali in musica dagli schermi di Caffè TV 24 e dalle frequenze radiofoniche di Stereo Città. Un'ora dello show verrà poi trasmessa il 17 e 18 gennaio dal canale 180 di Sky TV Moda. Dalle ore 22 del 31 dicembre fino all'una di notte del 1 gennaio avrà luogo, dai locali di Indiga a Sottomarina, un DJ show con le popolari console della nightlife veneta, ovvero Samuel Valeri, Max Reba, Mr. Ricky e Sonic. Gli interventi cantati e suonati da Francesco Maser e Nick Zara, ex concorrente di Amici, le performance dell'artista Zampino e la video story del coreografo chioggiotto Gianluca Frezzato sulle note del brano La Serenissima di Tommy V. L'evento è stato organizzato in pochi giorni e pensato come un brindisi collettivo a distanza. Secondo l'assessora Isabella Penzo, sarà anche una buona occasione per far apprezzare a tante persone le meraviglie del territorio clodiense e delle opinioni anche di Massimo Righetto, editore di Stereo Città e Caffè TV 24. Mostreremo al pubblico dell'intero Nord Italia, da Torino a Trieste, le bellezze e gli scorci di Chioggia, perla culturale e turistica della Laguna Veneta. Intratterremo le persone a casa, ma soprattutto vogliamo creare il desiderio di spendere le prossime vacanze estive a Sottomarina. Cassa Depositi e Prestiti spiana la strada al nuovo resort che verrà costruito negli spazi dell'ex ospedale al mare del Lido di Venezia. Ma dopo l'autorizzazione, concessa il 24 giugno scorso dalla Commissione regionale per il Ministero dei Beni Culturali, a demolire 5 padiglioni storici dell'ex nosocomio lidense, Italia Nostra torna a opporsi, sollevando gravi motivi di illegittimità. Nel ricorso depositato al TAR del Veneto il 19 dicembre, l'associazione ambientalista sostiene che gli edifici di cui è stata autorizzata la demolizione sono i padiglioni Vicenza, Verona, Venezia, Belluno e Orfani di Guerra. Si tratta di edifici dichiarati tutti di interesse culturale con decreto del 20 maggio 2008. Nel piano di trasformazione dell'area all'insegna del turismo di lusso, con un albergo gestito dal gruppo TH Resorts e un resort di livello internazionale affidato a Club Med per un totale di 525 camere, alla già prevista demolizione del monoblocco si aggiunge ora quella dei 5 padiglioni vincolati. Un progetto faraonico, ancora una volta dedicato al turismo, che rischia di cancellare la singolare struttura a padiglioni dell'ex ospedale al mare.
Nel 2013, quando il Ministero ha autorizzato la vendita dell'ospedale al mare dal Comune di Venezia alla Cassa Depositi e Prestiti, continua Italia Nostra, esso ha dato il termine massimo di 4 anni per il recupero e la riqualificazione dell'intero complesso. Ora l'acquirente, ben lungi dall'aver rispettato quel termine, chiede l'autorizzazione ad abbattere gli edifici che non ha saputo conservare.